suggestiva ed accogliente cornice della Fornace Carota ha ospitato la grande famiglia della Padova Nuoto per festeggiare un proficuo anno di attività coronato da grandi risultati ottenuti dalla squadra di nuoto in questa ricca stagione agonistica, una serata prenatalizia voluta dalla società per omaggiare gli atleti che hanno continuato nella tradizione natatoria per la prestigiosa società padovana grazie ai molteplici risultati ottenuti in questa stagione agonistica. Padova Nuoto che ha anche rinnovato la sua struttura societaria che ha portato alla presidenza Daniela Bardelle. Siamo con Daniela Bardelle, presidente di Padova Nuoto. Daniela, è stata veramente una stagione bellissima. Sicuramente è stata una bella stagione, abbiamo avuto tanti ragazzi che hanno ottenuto degli ottimi risultati quest'anno e soprattutto questa giornata, questo momento vuole essere il nostro ringraziamento al loro impegno, alla loro costanza, alla loro determinazione, perché come tutti ben sappiamo tutti gli sport sono faticosi e il nuoto anche, forse anche di più. E io che vivo quotidianamente lì in piscina vedo tutti i giorni arrivare questi ragazzi che si impegnano in questa disciplina, magari dopo le fatiche di una giornata di scuola e che si dedicano, quindi per noi è soprattutto un ringraziamento ai risultati ma anche al loro impegno. Dai ragazzi allo staff, agli allenatori, una famiglia che cresce di anno in anno unita veramente dallo stesso obiettivo, fare del nuoto dei grandi risultati. Sì, devo dire che merito va tanto ai nostri tecnici. Siamo tante realtà diverse perché Padova Nuoto non è solo Padova ma anche altre realtà, abbiamo Conselve, abbiamo Legnago, abbiamo Rovigo e tutti danno il loro contributo per far sì che appunto si possa vivere davvero come una grande famiglia. I nostri tecnici si ritrovano spesso anche in contesti di formazione e di accompagnamento, perché in fondo la loro è una figura di accompagnamento a questi giovani ragazzi che devono crescere, che saranno uomini e donne del domani, e quindi il nostro aiuto è proprio per questo. Una piacevole ed armoniosa serata condotta con la consueta maestria da Wendy Muraro nel dare enfasi e tono alle nuove leve e ai collaudati atleti della Padova Nuoto per i prestigiosi risultati ottenuti in campo agonistico a partire da Matteo Furlan, assente perché impegnato con la nazionale, e dal super ospite della serata, ovvero Francesco Bettella, per una stagione memorabile sotto tutti i punti di vista. A fianco a lui Federica Fornasiero, co-allenatrice. Francesco, una stagione straordinaria la tua. Sì, diciamo che anche quest'anno sono riuscito a portare a casa delle medaglie importanti, un bronzo ai campionati europei, quindi sicuramente è una grande soddisfazione che mi dà fiducia per affrontare questo biennio verso Tokyo. Tu sei un esempio per i tanti ragazzini che frequentano Padova Nuoto. Qual è il primo consiglio che vuoi dare a chi vuole intraprendere una carriera nel nuoto? Il nuoto è uno sport molto difficile da praticare, soprattutto ad alti livelli, quindi ci vuole molto spirito di sacrificio, molta dedizione, però se uno è convinto dei propri obiettivi, dei propri sogni, la fatica è un pochino più leggera ed è un po' la mia esperienza. E nonostante i tanti allenamenti che si fanno, avevo ben chiaro il motivo per cui lo stavo facendo e questo me li faceva pesare un po' meno. Quali sono le prossime sfide che stai preparando? L'anno prossimo sono in programma i mondiali che saranno in Malesia a fine luglio e poi l'obiettivo grande sono le Paralimpiadi di Tokyo nel 2020, quindi sarà un biennio molto, molto intenso. Intervallati dalle suggestive immagini dei singoli atleti nelle loro performance, sono saliti sul palco i numerosi atleti delle varie discipline, a partire dalla squadra del pentathlon, agli esordienti, ai master, alla formazione del salvamento, alla pallanuoto con le squadre under 13, 15, 17 e 20 e per finire con la squadra del nuoto sincronizzato con i rispettivi allenatori. Alla serata era presente anche Guido Taglia, direttore tecnico del settore agonistico degli impianti della Padova Nuoto, e l'assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina. È un esempio oggi fantastico per tutti i ragazzi, Francesco Bettella, un campione straordinario, un esempio in acqua e soprattutto fuori. E questo penso che tutti i ragazzi oggi che hanno assistito a questa manifestazione l'abbiano recepito. Questo è il messaggio che Francesco trasferisce a tutti noi, un'emozione straordinaria.
E poi una speranza per il futuro di vedere questi atleti continuare a migliorarsi, ma anche quelli che non fanno agonismo, è bellissimo. Padova Nuoto consente di stare assieme e di allenarsi, e anche ai ragazzi che vogliono farlo lo sport per diletto, che è anche quello altrettanto bello. Numerose le autorità che non hanno voluto mancare alla piacevole serata, nel dare il giusto rilievo ai risultati ottenuti dai due portacolori più prestigiosi della grande famiglia della Padova Nuoto, ovvero Matteo Furlan e Francesco Bettella, per mettere in rilievo nel panorama padovano del nuoto i due campioni che hanno contraddistinto un'annata agonistica da incorniciare per i portacolori della Padova Nuoto.